Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati, dicevo, con la pagina informativa di friulitv.net, piccolo problema tecnico non dovuto a noi, e apriamo subito con il caso Regeni per dire che ci sono 3 nuove testimonianze che accusano i 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani di essere gli autori del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore di Fiumicello, trovato privo di vita in Egitto nel febbraio 2016, e quanto emerge dai nuovi atti depositati dalla Procura di Roma in vista dell'udienza preliminare fissata il 29 aprile prossimo a carico del generale Tariq Sabir, Attar Kamel Mohamed Ibrahim, Hussam Helmi, Mahdi Ibrahim Adel Sharif, in cui si dovrà vagliare la richiesta di processo. Gli 007 egiziani sapevano della morte di Regeni già il 2 febbraio, il giorno prima del ritrovamento ufficiale del corpo, e per deviare l'attenzione da loro insegnarono una rapina finita male, e quanto emerge da una testimonianza ritenuta attendibile dai magistrati italiani depositata in vista dell'udienza del GUP di Roma. E adesso stiamo nella capitale per dire che c'è stato oggi l'incontro tra i capi di Stato di Italia e Slovenia. Andiamo a sentire le dichiarazioni dalla viva voce del presidente Sergio Mattarella e del presidente sloveno Pahor. Sono stato lietissimo di accogliere qui al Quirinale il presidente amico Borut Pahor per non soltanto un confronto sull'amicizia e la collaborazione tra Slovenia e Italia, ma anche per ribadire la nostra amicizia personale e ribadire quanto il percorso di integrazione europea trovi una conferma nel rapporto bilaterale tra Slovenia e Italia. Il nostro ultimo appuntamento è stato a Trieste per la restituzione dell'ordine Dom ed è stato un'occasione in cui abbiamo segnato per il futuro una ulteriore strada di collaborazione e amicizia tra Slovenia e Italia, e su questa linea intendiamo muoverci e sviluppare costantemente la collaborazione fra i nostri paesi. S predsednikom in prijateljem Mattarello sva v zadnjih letih razvila dovolj zaupanja, pa tudi na ravni državne politike se je vzpostavilo prijateljstvo in sodelovanje, ki je lansko leto omogočilo pomembne simbolne korake glede preteklosti. Letos želiva izkoristiti tudi predsedovanje Slovenije v Svetu Evropske unije za to, da bi jeseni skupaj obiskala Novo Gorico in Gorico, italijansko, ki bosta kot 2 gorici, to da eno mesto, na nek način proslavljali Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Mislim, da bo to čudovita stvar, odločila sta se tudi, da dava skupno pokroviteljstvo temu projektu in da, če bo to le mogoče zaradi epidemioloških razmer, nagovoriva zbrane Italijane in Slovence in Evropejce ob tej pomembni priložnosti. Hvala lepa. Vorrei riprendere quanto ha detto il presidente Pahor sulla prospettiva importante per i nostri paesi
del ruolo di capitale europea della cultura di Nova Gorizia e Gorizia. È un altro messaggio di vicinanza, di amicizia, di collaborazione, di futuro comune che stiamo mandando all'intero continente europeo e che segna in maniera altamente positiva la nostra collaborazione. Grazie Presidente. Hvala. Grazie. Torniamo in studio e cambiamo argomento, parliamo di vino per dire che in Friuli Venezia Giulia a fine marzo 2.079.886 ettolitri di vino, 2.079.886 ettolitri di vino, circa l'equivalente di un'intera vendemmia, giacevano invenduti nelle cantine a causa della pandemia, con un incremento di quasi 4 milioni di litri sullo stesso periodo del 2020. Lo ha reso noto Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Circa 200 milioni di litri di vino in più rispetto all'anno scorso, spiega Coldiretti in una nota, giacciono invenduti nelle cantine italiane per effetto della chiusura di ristoranti, bar ed enoteche in Italia e all'estero, che ha fatto crollare i consumi fuori casa con gravi difficoltà per il settore vitivinicolo italiano, in particolar modo quello legato ai vini a denominazione di origine e di indicazione geografica a maggior valore aggiunto. Una somma a cui contribuisce, ricorda il responsabile del settore vitivinicolo di Coldiretti Friuli Venezia Giulia, Marco Malison, facendo riferimento all'ultimo aggiornamento reso disponibile dal Ministero delle Politiche Agricole anche in regione. Le giacenze nella nostra regione, afferma, sono di poco superiori a quelle del 2020, ma siamo ugualmente molto preoccupati sia perché le eccedenze italiane deprimono anche il mercato dei vini locali, sia perché il dato regionale è frutto di una forte adesione a misure di riduzione volontaria della produzione messe in atto dai viticoltori la scorsa vendemmia. Coldiretti sottolinea inoltre che gli aiuti economici collegati a questo impiego, che dovevano arrivare entro fine dicembre, a oggi devono ancora essere liquidati, e questo aumenta la crisi di liquidità delle imprese già provate dal lockdown, evidenziando che si tratta di produzioni di alta qualità in un paese come l'Italia, che è leader mondiale davanti alla Francia. Coldiretti Regione ricorda che in gioco c'è il futuro del primo settore dell'export agroalimentare Made in Italy, che sviluppa un fatturato da 11 miliardi di euro e genera opportunità di lavoro per 1,3 milioni di persone impegnate direttamente e nell'indotto. E adesso cambiamo argomento, ci trasferiamo a Udine per quanto riguarda novità che sono state mandate pochi minuti fa dall'ufficio stampa, per dire che il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, nella giornata di oggi ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente che prevede che per le attività di acconciatore ed estetista e per i laboratori di tatuaggio e piercing gli orari di apertura e di chiusura siano liberi e non vincolati dagli obblighi di chiusura infrasettimanale o festiva. Gli esercizi ubicati nei centri e nei complessi commerciali saranno tenuti a rispettare l'orario di attività delle strutture in cui si trovano. La gestione di reparto segue l'orario di apertura praticato dal titolare, che dovrà indicarlo mediante prospetto informativo leggibile dall'esterno del locale. Le disposizioni della presente ordinanza saranno in vigore dalla giornata di oggi fino al 31 luglio compreso 2021. E adesso la pagina sportiva veloce per quanto riguarda insomma le notizie del calcio in Friuli Venezia Giulia. Si è giocato il turno infrasettimanale di Serie D. Vi anticipiamo che non ci sono proprio buone notizie al 100%, ma prima la sigla e poi i risultati. Ventinovesima giornata del campionato di Serie D, girone C. Le partite si sono concluse un'ora fa, allora andiamo a leggere il tabellino completo di questa 29esima giornata. Ambrosiana Adriese 2-2, Arzignano Union Sedico 2-0, Belluno Manzanese 2-2, a Chions Campodarsego Chions 2-1, Chialinse Muzzane Cartigliano 3-0,
Delta Porto Torre Virtus Bolzano 1-0, a Este Caldiero Este 2-0, Trento Luparense 4-1, Clodiense Sottomarina Chioggia contro Mestre, vittoria del Mestre in casa del Chioggia per 3-1, e Montebelluna che va a vincere a Feltre per 3-1. Andiamo a vedere la classifica aggiornata per quanto riguarda la 29esima giornata. Il Trento ormai sta veleggiando in solitaria per quanto riguarda la sua classifica, per dire che ormai da poco, non c'è ancora la matematica per la precisione, però ci siamo quasi per quanto riguarda insomma la vittoria finale di questo torneo. Siamo, ripetiamo, la 29esima giornata, mancano ancora da disputare sul campo esattamente 9 partite, ci sono ancora in palio 27 punti teorici, però insomma il vantaggio è molto molto importante. Allora, la classifica aggiornata dopo la 29esima giornata: Trento al comando con 58 punti, Manzanese 50, Mestre 46, Caldiero 45, Union Clodiense Chioggia Sottomarina 44, Luparense 43, Arzignano 42, Belluno 41, Cartignano 40, Chiarlense Muzzane e San Giorgio Sedico e Adriese 39, Delta Porto Tolle 37, Montebelluna 33, Este Ambrosiana 32, Virtus Bolzano 30, Campo d'Arsego 27, Union Feltre 23, Chions 18. Allora, il Chions praticamente, che è ultimo in classifica, ha 12 punti, anzi ha 13 punti dalla sest'ultima, però ne ha purtroppo 17 dal Montebelluna. 17 punti, ripetiamo, ci sono ancora da disputare 9 incontri per 3-27, insomma il Chions teoricamente è ancora in corsa, ma ai noi il distacco è profondo e solo la matematica per il momento mantiene la compagine pordenonese in Serie D, mentre per quanto riguarda il Chialinse Muzzane ha esattamente 7 punti di vantaggio sull'Este, che è sest'ultima, e dunque è fuori per quanto riguarda al momento i play-out. Però per la cronaca il Chions ha 18 punti, mentre la terzultima, che fa parte della classifica, che è dentro nei play-out, ha esattamente 9 punti di vantaggio sul Chions. Dunque giochi alla mano, teoricamente la matematica non condanna ancora la formazione pordenonese, però ci siamo quasi per quanto riguarda la retrocessione diretta in eccellenza, mentre la Manzanese è seconda, è in piena corsa per quanto riguarda i playoff. Manzanese che ha 50 punti, la Luparense che è in questo momento sesta in classifica, ha 7 punti di distacco dagli Orange, e anche la Manzanese insomma è lì che se la gioca nella speranza insomma di poter ambire alla Serie C. Con questi risultati chiudiamo qui la nostra pagina informativa, vi ringraziamo come sempre per la visione e l'ascolto, vi diamo appuntamento più tardi per gli aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia. Buonasera. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Sano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.